L'arena, secondo la leggenda, l'hanno fatta i diavoli, che fanno le pentole ma non i coperchi, e infatti l'arena non ha un tetto. Ecco, mi sono vestita per qualcosa. Ti sei vestita da perfetta turista. E il turista, si sa, è un mestiere duro, richiede coraggio e ottimismo. I turisti tedeschi, italiani, russi, incuranti del temporale, sono comunque in fila per entrare all'arena. Allora, è già cominciato? No, non No, ancora. Ma si fa o non si fa? Si Se farà, piove? si farà. Si farà. Ne approfittiamo per sbirciare dietro le quinte. Senti un attimo, scusa, tu sei del teatro? Sì. Scusa, mi dici dove si va? Dove si va? Beh, adesso stiamo andando dagli artisti. Dai, dagli artisti! Sì. Ah, ma è stupendo! Ci sono le scenografie! Sì, legno. Fantastico! A prova di acqua, spero! Beh, io vado di qua. L'Arena come teatro lirico ha 100 anni, ma come struttura spettacolare praticamente ne ha 2000. È incredibile tutte, come dire, le superfettazioni, gli adattamenti che ha subito. E qua è bellissimo, qui hanno ricavato dei camerini, dei servizi, degli uffici logistici in posti antichissimi, ma hanno costruito dei soppalchi, delle cose in legno. È stupendo, è uno spettacolo in sé questo contenitore. Là sopra che cosa c'è? Degli artisti solisti. E quindi la signora che sta gorgheggiando, la vado a disturbare? È meglio di no. Perché labirinto è fantastico. Guarda questa struttura ricavata dentro l'arena, scale, scalette. Wow. Cioè, in una stanza è troppo. Eccoci. Prego. Eccoci. Bellissima. Grazie, Bellissima. grazie. Come la senti questa Aida? Come... A me piace molto questa idea perché questa produzione ha modernità, però ha rispetto a quello tradizionale, non mi disturbo come cantante. Lei è Hui He, la soprano che interpreta Aida. Le stanno mettendo un'acconciatura fatta di lampadine. No, dai, ci sono le luci. Sì. C'è le luci. Luminoso, siamo tutti luminosi. Che bello. Sì. Tu sei d'origine cinese? Sì. Da 2001 sono sempre stato qua. Verona è la mia seconda città. L'Italia per me è il più bel paese nel mondo. È vero? Sì, Sì. è vero. Sì, sì. C'è. Grazie. Speriamo che stasera non piove. Mamma mia. Com'è il tempo adesso? Fuori. Io sono qui nella sconfinata platea dell'arena. Bella e bella, impressionante e impressionante. E poi aspettiamo se smette di piovere. Sono l'unico in platea, o quasi. Sì, sta piovendo. Buonasera, Salve. benvenuti in arena, con quest'acqua. Mamma mia, che facciamo? Che si Niente, fa? possiamo- Come niente? Abbiamo detto adesso a Ramfis e la sacerdotessa di pregare un po', ma Aida bagnata, Aida fortunata. Questo è l'ingresso ufficiale al palcoscenico, da cui una volta passavano gli elefanti e adesso passano i cammelli meccanici. Questi sono gli allestimenti scenici del gruppo catalano della Fura del Baus, che ha curato questa regia molto tecnologico-innovativa. Ma è là sopra che ci sta il faraone? E lì ci sta il re. Oh, Il re, e quindi viene portato in scena durante il trionfo, si aprono queste ali e dà la dimensione del successo. C'è un trionfo che è pazzesco. Saranno su 500 persone, forse anche di più. C'è un casino qui dietro, non si capisce nulla, è un casino, un bordello. Dai, che meraviglia, speriamo che smetta di piovere. Sì, speriamo. Ah, però! Ah, ma ti hanno fatto cattiva forte! Ma ancora non è finita però. Bello. La perfida Amneris, figlia del faraone e rivale in amore di Aida, che condanna il povero Radames. Quindi Amneris si pente alla fine. Come no? Lo manda a morte ma con la morte nel cuore. Ah, certo, sì.
Ma lui la umilia. E Sì, e la umilia sì, veramente. La umilia perché la preferisce a un'altra donna donna e questa si inginocchia, lo implora, e si toglie anche la corona dalla testa, dico tutto darei per te, il trono, la patria, e lui invece no, vuole solo Aida. E allora è morito. Allora è crepa. Radames, ho il piacere. Com'è cantare all'arena? Ma è una cosa misteriosa, la voce corre sopra le teste delle persone in platea. Bisogna provare, veramente provare queste emozioni. Bene, adesso lo dovete vestire, non è mica facile, vero? No, perché ci sono tupè, ci sono parrucche, guarda, tutte queste cose. È bello l'effetto, non c'è tantissimo lavoro, è un buon effetto finale. È il teatro, Bravo, questo è il teatro. Grazie. Auguri! Grazie. No, anzi, in bocca al lupo! Nonostante la tua gaffa scaramantica, lo spettacolo va in scena.